Siamo con Mister Conte dopo la vittoria del Cesena per 2-0 sull'Arezzo. Mister, una partita difficile, una partita che è rimasta in equilibrio fino alla fine. Dove l'ha vinta il Cesena quest'oggi? Vabbè, ma sapevamo che era una partita difficile perché affrontavamo una delle squadre più in forma del momento, che venivano da 5 risultati utili consecutivi, e una squadra che sta bene, una squadra che era in fiducia, e che non era semplice da affrontare dal punto di vista tattico, perché è una squadra che cambia molto anche dentro la partita, cambia più volte modulo, e sono state molto brave le ragazze perché l'hanno vinta nello stare concentrate e nello stare sul pezzo per 90 minuti. Credo che abbiamo concesso veramente poco, qualcosa nel primo tempo, praticamente niente nel secondo, e partita sporca. Sicuramente abbiamo avuto qualche occasione dove dobbiamo essere un pochino più cattive dentro l'area, a fine primo tempo e inizio secondo dovevamo essere un pochino più cattive, però alla fine le ragazze hanno portato a casa una partita senza rischiare praticamente nulla nei 90 minuti, quindi vi faccio i complimenti e pensiamo già alla prossima. Stava parlando di cattiveria in area di rigore e mi volevo ricollegare alla prestazione di Jansen. È mancata negli ultimi metri, si aspettava qualcosa in più? Sofi viene da un periodo di infortunio, perché praticamente da novembre non aveva mai giocato, non aveva quasi più giocato perché è entrata pochi minuti, cioè con la Ternana non è riuscita a entrare in partita praticamente, quindi diciamo che ha ancora qualcosina da recuperare rispetto alle altre, però è chiaro che lo fa giocando, lo fa trovando minuti e confidenza, quindi sono convinto che recupereremo presto anche la sua condizione ottimale. Questo non toglie comunque che là davanti ha fatto una partita di sacrificio in non possesso, perché davanti hanno, diciamo, aggredito per tutta la partita, chiudendo le giocate, mettendo pressione alla difesa avversaria. Secondo me anche questo, al di là del gol, dell'occasione che magari può essere stata sbagliata sul momento, è comunque un lavoro che viene fatto per la squadra e che è comunque molto importante per noi. Infine, ultima domanda, prossima settimana c'è l'ultima partita del girone d'andata contro un avversario ostico come il Verona. Ha già in mente come preparare la partita? No, allora intanto il campo difficile, contro un avversario secondo me che era accreditato nell'inizio stagione di giocarsela con le grandi, sicuramente che ha il capocannoniere in squadra, perché Rognoni sta facendo un campionato veramente importante, è un allenatore che ha fatto Serie A, quindi conosce l'ambiente, stanno facendo un grande campionato anche loro. Noi chiaramente faremo di tutto per strappare punti, perché questo vorrebbe dire tenerli a distanza, e per noi sarebbe molto importante chiudere questo girone d'andata in maniera positiva, che comunque rimane al momento un girone d'andata veramente, veramente importante da parte delle ragazze. Quindi la prepareremo come al solito, facendo grande attenzione e grande rispetto per l'avversario, ma con la voglia di andare a Verona a fare punti. Grazie mister. A te. Ciao. Siamo con Martina Secchi dopo la vittoria del Cesena per 2-0 sull'Arezzo. Martina, una partita non semplice nonostante la differenza che ci sia tra voi e loro in classifica, una partita che è rimasta in equilibrio. Dove l'ha vinta secondo te oggi il Cesena? L'abbiamo vinta sicuramente nella voglia di far bene. Sapevamo che la partita era tosta e ce l'aspettavamo così tosta. Loro si sono confermati una squadra ostica, soprattutto perché non subiscono tanti gol. E niente, noi avevamo la cattiveria giusta e l'abbiamo dimostrato portando a termine questa gara, dai. Oggi hai trovato il tuo nono gol in campionato, iniziano ad essere tanti e dà comunque continuità al tuo ottimo periodo in questa stagione. Dai, sì, 9 gol iniziano ad essere una buona somma, non mi voglio fermare e come ho già detto appunto nelle altre interviste il lavoro è di tutta la squadra, cioè se io faccio gol è perché le mie compagne me lo permettono, quindi speriamo di continuare così e speriamo di farne sempre di più anche con le altre. Alla fine dai, domanda di rito, a chi lo dedichiamo questo gol? Questo gol è dedicato a mio fratello che sta a sciare, noi non possiamo sciare, siamo qui a lavorare sodo e quindi dai, stiamo sciando. Ah, l'esultanza, Sì, giusto? sì, sì. Complimenti, ciao Martina. Grazie mille. Ciao. Siamo con Mister Heraclos dopo la sconfitta dell'Arezzo contro il Cesena per 2-0. Mister, una partita che è arrivata fino alla fine, quasi fino alla fine in equilibrio, e due gol forse un po' rocamboleschi, però un Arezzo che è rimasto in partita contro una squadra di alto livello. Sì, prima di tutto complimenti anche al Cesena. Stanno facendo veramente un bel campionato, anche, ho sentito anche Alan Conte che ha detto poche settimane fa che
non aspettavano che questa stagione per loro sarebbe per esempio lì vicino alla lotta per vincere il campionato. Sicuramente non hanno fatto un mercato per questo, quindi quello che si vede anche nell'estate, perché abbiamo giocato contro di loro nell'estate qui, e si vede anche il lavoro delle ragazze e dello staff, quindi complimenti a loro. Oggi, la partita di oggi è sì, una partita diciamo con questi due episodi che abbiamo subito questi 2 gol, quindi bisogna lavorare un po' nella seconda fase dopo magari i calci d'angoli e piccoli dettagli, quindi questo sicuramente lavoriamo sicuramente per questo. Quanto riguarda la partita, una partita come hai detto te, magari equilibrata, due squadre che volevano giocare con il pallone, trovare questi ultimi terzi, le entrate negli ultimi terzi nella profondità, loro con la Lonati e dell'altro lato, per cercare poi Jansen e la 27, hanno fatto una buona partita. Anche noi penso che oggi abbiamo fatto una buona difesa e noi con il pallone bene fino all'ultimo terzo, quindi poco a poco, piano piano, mettiamo anche questo nel nostro sviluppo calcistico, diciamo, perché dopo queste 5 partite che abbiamo fatto penso che abbiamo trovato un ritmo con il pallone. Ora bisogna essere un po' più veloci nel pensiero, quindi primo passaggio per esempio ai piedi, dobbiamo avere un appoggio lì vicino più veloce, perché queste squadre di alta classifica, diciamo, leggono un po' prima l'azione, prima che fai anche il primo passaggio, quindi bisogna essere un po' più veloci per fare queste entrate nell'ultimo terzo. Grazie mister. Grazie.